Mille occhi sulla città. Il patto dei sindaci nasce in prefettura a Ca' Corner. Lo siglano il questore, i carabinieri, le fiamme gialle, ma anche i vigilantes, perché questa è un'alleanza tra le forze dell'ordine e le guardie giurate. Un protocollo già testato con il Comune di Venezia dal 2011 a oggi, con buoni risultati. Le segnalazioni sono state parecchie, alcune centinaia, e buona parte di queste segnalazioni sono state attendibilissime e hanno consentito sviluppo di attività investigativa e sviluppo anche di attività operativa immediata, tipo l'intervento del 113 e del 112. Il protocollo Mille occhi sulla città oggi per la prima volta dalla Laguna si allarga ad altri 9 comuni: Caorle, Cavallino Treporti, Chioggia, Eraclea, Jesolo, San Donà di Piave, San Michele al Tagliamento, Spinea e Stra. I vigilantes si impegnano a collaborare con le forze dell'ordine segnalando ogni anomalia rilevata che possa pregiudicare la sicurezza o i servizi essenziali e ogni episodio di degrado urbano e sociale. I sindaci rispondono così all'emergenza, si potenziano le ronde e i controlli notturni. Sicurezza e degrado sono in qualche modo anche un po' due facce della stessa medaglia, insomma, dove non c'è sicurezza c'è sicuramente anche del degrado e quindi credo che sia una battaglia comune che dobbiamo combattere assieme. C'è una richiesta di presidiare il territorio, di tutelare, e aderiamo a questo progetto proprio con questo obiettivo per aumentare il livello di controllo del territorio. Mille occhi sulla città. Oltre a quelli delle forze dell'ordine e dei vigilantes ci sono quelli elettronici delle telecamere di sicurezza, sempre più diffuse in tutti i comuni del veneziano, ma soprattutto ci sono gli occhi dei cittadini, a cui i sindaci e le forze dell'ordine chiedono un contributo decisivo. Telecamere, più occhi, ma soprattutto io chiedo sempre più collaborazione dei cittadini. I veri sorveglianti della città sono i cittadini.